L'argine è rotto, preso via. Bisogna vederle le robe, avere una giusta visione, perché abbiamo fa vere culture, a volte ti manda in mano, specie se ne viene su così tanto, a fare impressione. Che avessi vinto, diceva che i pugni parari a mesio, che sei manco moro, moro in biliago pardio. E poi la cosa buona solo a fare immarsire, in manco il vin mi faria divertire. Ma del piova che ne era sta tanta, da fare paura, e in 10 minuti che aveva il mio Dio pianuto. Dentro i casi in diletti di cessi, non trovava sfogo, e a quei 4 cuori che siamo noi altri, uno che dava il mondo, di bloccarla, di fermarla tra bestemmie e preghiere. E passava, rovinava, era un TSN. E a mattina tutto intorno, che gli era un grande mare, che di strada non restava, che il divieto de passare. Mi me pare non parlavamo, ma me mare sì, e diceva che cusina gli era nuova, non pareva mai piangeva, e a via si svegliava. Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Alluvione mai più, rischio idrogeologico, difesa idrogeologica, a che punto siamo con i lavori a 4 anni dalla grande alluvione del 2010? Cerchiamo di fare il punto sulla situazione, una situazione che sicuramente resta difficile, ci vuole tempo per mettere in sicurezza il nostro territorio. Ricordiamo, territorio martoriato dalle alluvioni periodicamente nel 51, nel 66, nel 2010, ma anche quest'anno, a febbraio, siamo tornati ad avere problemi seri con l'acqua. Immagini che riportano indietro nel tempo la memoria, immagini drammatiche, perché ricordiamo che il Veneto è stato veramente messo in ginocchio dalla furia dell'acqua. Di questo parliamo, vogliamo ricordare, ma vogliamo anche capire qual è la strada da seguire perché questo non debba ripetersi. Allora lo facciamo con gli ospiti che ho in studio e ve li presento subito. Abbiamo Enrico Rinuncini, sindaco di Ponte San Nicolò, buonasera e grazie di essere qua. Al suo fianco l'ingegner Nicola Salvatore della sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione Padova. Ho detto tutto bene? Corretto? Sì, grazie ingegnere di essere qua. Marino Zamboni del comitato Brenta Sicuro, buonasera anche a lei. Buonasera. Al suo fianco Claudio Dascagno, direttore della CIA del CIA Veneto. Buonasera a lei. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera. Buonasera. Poi abbiamo Francesco Veronese, direttore del consorzio di bonifica Bacchiglione, buonasera anche a lei direttore. Al suo fianco Giuseppina Carpanese che è Presidente del Comitato Alluvionati Veneto, buonasera. Presidente, al suo fianco Giuseppe Ruvolato dell'Associazione Salvaguardia Idraulica Padova-Venezia, buonasera. Ruvolato, al suo fianco c'è una poltrona vuota, stiamo aspettando Luigi Alessandro Bisato che è il sindaco di Noventa Padovana, ma che è anche il nuovo consigliere delegato della provincia di Padova per quanto riguarda la difesa del suolo e la sicurezza idraulica. Immagini che ci hanno colpito, rivederle così all'interno di questo filmato. Ruvolato, lo avete... Sì, l'ha montato Giuseppe Chiozzo di Casal Serugo nel 2010, proprio a caldo, e la musica è una canzone che ha fatto l'architetto Rampin di Casal Serugo, purtroppo è emblematico di una certa situazione. Certo. Vissuta. Rinuncini, ricorda quella notte? È iniziato tutto il 31 di ottobre, ma poi tra l'1 e il 2, nella notte tra l'1 e il 2, è stato un weekend maledetto. Assolutamente sì, io venendo qua francamente sapevo che dovevamo parlare di questo tema, poi quando rivedi le immagini ti riemozioni e provi di nuovo sensazioni fortissime, sia relativamente alle questioni umane, perché vedevo case, persone colpite dall'alluvione, ma sia soprattutto le immagini relative proprio alla rottura dell'argine
e quindi al nostro impegno che sta... Beh, voi eravate stati che allertati, continua. eravate stati allertati. Noi non siamo stati allertati, assolutamente no. Non siete stati allertati. No, quella notte assolutamente no. Poi la notte di Natale sì, dopo 2 mesi, Certo, se si ricorda, ma certo. quella volta lì no, noi avevamo le notizie di Vicenza, francamente, cioè noi nel pomeriggio arrivavano, ma le notizie che arrivavano a tutti i cittadini, insomma per la radio, che a Vicenza c'era stata l'esondazione del Bacchiglione, e con estrema, devo dire, e senza che gli amici di Vicenza ne abbiano, in qualche modo si pensa, beh, si è rotto lì, probabilmente siamo salvi noi, no? È brutto, ma è la sacrosanta verità. Di fatto invece poi alle 2 di notte, pur monitorando gli argini, poi tu non ti aspetti che proprio, insomma, nel tuo territorio vada a rompere l'argine. E di fatto poi non solo a Ponte San Nicolò, non solo a Vicenza, ma in 5 punti diversi, insomma, della nostra provincia ci sono state le rotture, quindi la situazione vuol dire che era veramente drammatica, a prescindere poi dall'esperienza specifica di Ponte San Nicolò. Però no, noi non siamo stati assolutamente avvisati, nulla. Avvisati. Comunque poi alla fine complessivamente 131 i comuni interessati, colpiti dall'alluvione, 500.000 di persone coinvolte, e poi ricordiamo gli sfollati, migliaia di capi di bestiame annegati in questa alluvione. Giuseppina Carpanese, lei è presidente del comitato alluvionati Veneto 2010. del Veneto. Qual è la situazione per voi questi anni, questi 4 anni? Sono stati degli anni molto difficili, prima di tutto perché abbiamo atteso che si asciugassero le case, i muri, dove c'è la pietra si asciuga anche molto lentamente. Io ho ancora materiale che esce fuori, umidità che esce fuori, quindi adesso parlo per me, ma io sento anche altre persone che hanno questa. Poi ci sono stati problemi non indifferenti di ciò che ci hanno, dei ristori che ci hanno dato, che non è stato facile. Per avere gli indennizi, no? Voi avete dovuto presentare dei conti. Per molte persone non è stato facile, per il semplice motivo che ciò che avevano ricevuto come acconto lo hanno adoperato, perché forse erano quei soldi che avevano per poter fare dei lavori, e invece per avere gli indennizi bisognava spendere anche del proprio, perché l'indennizzo era una percentuale su quello che tu avevi speso, e questo ha creato veramente delle grosse difficoltà che sono tuttora in corso per tanti cittadini, che si sono visti arrivare a casa una lettera di restituzione del denaro, ma che questo denaro non ce l'hanno perché l'hanno adoperato. Certo, un anziano che ha ricevuto, mettiamo, anche 5.000 euro per fare qualcosa, ha adoperato quei 5.000 euro, ma in banca non aveva niente, e quindi come riuscirà? Ecco, questa era una cosa che si doveva prevedere, ma sono tante le cose che si dovevano prevedere, il dopo è così. È così. Dascanio, per l'agricoltura ogni volta, noi vediamo le immagini dei campi allagati, per l'agricoltura ogni volta sono delle botte certamente fortissime. Al di là delle immagini che sono drammatiche vederle così, però potrebbero essere in qualsiasi posto. Il ricordo che ho invece del dialogo con gli agricoltori e gli imprenditori, quando ti raccontano e ti fanno vedere quello che non c'è più. Credo che sia estremamente toccante, che proprio mi vengono alla mente più quei momenti delle persone, delle facce delle persone, piuttosto che queste che sono immagini, diciamo, importanti, ma che non mi trasmettono lo stesso. L'agricoltura, chiaramente, occupando gran parte del territorio, si fa spesso carico di una funzione di supplenza rispetto alla sicurezza, rispetto agli altri settori, quali... Dopo vedremo anche i bacini di laminazione, sì, a i quali praticamente pensano che il territorio agricolo, capace sì di assorbire tanto, possa fare il miracolo. Ormai questo non è più da molto, e quindi questo deve aiutarci a riflettere, anche perché neanche più gli agricoltori possono sostenere questo tipo di eventi, perché, come diceva bene la signora Carpanese, la burocrazia poi fa un effetto stranissimo, cioè certe cose non sono ancora chiuse, ancora ci sono contenziosi. Proprio matrigna. E questo ci si dimentica di questo, e soltanto chi ha subito si trova non solo al ricordo e ai danni, ma anche poi dover combattere
con carte, cartine, cose anche importanti. Credo questo è una cosa fondamentale. Tra l'altro, oltre a questo evento, il giorno dopo, 2 giorni dopo, si è spostato anche a sud, quindi tutta l'area, io ricordo con sorpresa il lago dei Colli Euganei. I Colli Euganei avevano un grandissimo lago sotto, io non l'avevo mai visto e spero di non vederlo, tra l'altro più. Certo, certo, e per questo infatti poi è stato messo in atto un piano per le opere, appunto, per la difesa idrogeologica, di cui poi parleremo appunto con l'ingegner Salvatore. Marino Zamboni, voi del Comitato Brenta Sicuro, forse vi ho rubato il titolo con la trasmissione, ho detto alluvione mai più, anche voi avete un'iniziativa, ma al di là di questo parleremo dopo. Voi in questi anni vi siete dedicati a un po' alla sensibilizzazione del territorio, e soprattutto in quest'ultimo periodo avete fatto degli incontri con gli amministratori. Certo, noi ci siamo mossi quindi sostanzialmente per la prevenzione, perché il nostro territorio, dove siamo nati, diciamo, come comitato, non è stato colpito negli ultimi anni da questi fenomeni. Noi non diciamo per fortuna, perché è una poca sensibilità rispetto invece ai territori confinanti, vicinissimi, che sono stati colpiti, quindi questa affermazione non ci piace farla. Però noi ci siamo mossi per cercare di portare sensibilità a tutti i livelli, a livello dei cittadini e a livello delle amministrazioni pubbliche. Siamo convinti, dopo tutta una serie di incontri e di iniziative, che la sensibilità deve essere comune e totale. Quindi sia successo da questo punto di vista se veramente tutti gli attori in campo, quindi da quelli dei primi cittadini, dai cittadini, dalle parti economiche, operano in maniera complessiva, in maniera unitaria. Certo. Professor Casen, l'importanza della cura e della cultura del territorio, l'importanza di far sì che i fiumi ritornino ad essere vivi, vissuti dalla popolazione, anche come cura, ovviamente. Era una tradizione una volta che oggi forse è andata perduta. Innanzitutto, una volta i fiumi non avevano gli argini. È una tradizione medievale quella di imbrigliare i corsi d'acqua che naturalmente a seconda del periodo cambiavano il letto del fiume e prendevano altre strade. L'averli imbrigliati è una cosa artificiale e quindi questa va mantenuta poi, non è che rimane in eterno ed è autosufficiente il fiume tende sempre ad uscire e trovare altre strade. Sta all'uomo quello di governarlo, prevedere e seguire quello che è la dinamica dell'acqua quando scende dalle montagne e quando ci sono delle grandi piogge. Questo fatto ha determinato nel tempo una logica e una struttura che era sufficiente, soprattutto sotto la Repubblica Veneta, era sufficiente a drenare buona parte delle acque, ci sono state anche a quell'epoca alluvioni, sono stati fatti dei canali di fuoriuscita verso la laguna o verso il mare di scolo delle acque e soprattutto i canali erano vie transitabili. Perché? Perché collegavano il territorio alla Repubblica Veneta. Una volta i veneti non andavano col carro se non per questioni agricole. Il transito avveniva attraverso i fiumi, perché ci si ammaccava meno il di dietro, perché era più facile, perché era più rapido, era anche meno pericoloso e tutta una serie di fattori. Per cui prima sentivo che diceva che ha trovato un lago ai piedi dei Colli Ugani. È vero, ai piedi dei Colli Ugani c'erano delle paludi, sono state drenate queste paludi attraverso dei canali artificiali che per esempio arrivavano fino alla villa di Val San Zibio e si andava in barca fino alla villa. Adesso è rimasto un laghetto, ma tutte quelle acque normalmente scolavano verso il mare, affluivano attraverso una serie di canali ed era un'opera importante. A mano che è stata chiusa, è stata tombata, in parte è stata interrotta, sono state interrotte queste vie d'acqua, si è determinato l'effetto che oggi stiamo vivendo. Ma non solo nelle grandi vie d'acqua, nei grandi canali della Repubblica Veneta, ma anche sui fossi
sono stati chiusi perché si è fatto la casa vicino alla strada, davanti passava un fosso, è stato messo un tombino, si pensa che sia inutile perché abbiamo questa poca cultura dell'acqua, e quando succedono queste cose l'insieme di tutte queste piccole vene d'acqua che bloccano il transito, no? Sono state bloccate, determinano l'incapacità da parte del territorio di far defluire le acque, e questi sono gli effetti. Ovviamente questi effetti non sono stati superati, sono stati solo dimenticati, e i bacini di eliminazione che si stanno pensando, si stanno facendo anche con molto eccetera, non sono sufficienti. E quindi va preso in mano tutta la logica della struttura idrica del Veneto, e su questa base poi vanno posti rimedi, perché il grosso problema è che i danni superano gli investimenti. Allora non ci sono i soldi per investire, però quando succedono i danni lo Stato interviene, e come quella la volta scorsa, adesso non ricordo esattamente, ma si parlava di 400 milioni di euro che lo Stato ha dovuto dare per andare incontro a poco, non a tutte le esigenze, come abbiamo sentito prima. Alcune esigenze, le più importanti, in percentuale peraltro, e quindi il danno è più grande. Quei 500.000 avremmo potuto tranquillamente fare un sacco di opere, che poi parleremo. Certo, certo. Veronese, lei cosa ricorda di quei giorni? Cosa le è rimasto impresso di quei giorni del 2010? Quella notte è stata incredibile, nel senso che di colpo tutti ci si è accorti di quanto c'erano persone che da anni lo ricordavano. I fiumi non sono assolutamente sicuri. Ci si è accorti da allora, infatti fino al 2010 la precedente alluvione importante era stata del 66, qua dalle nostre parti, e mi ricordo il giorno prima, appunto il 31 di ottobre, che i sindaci della parte del Piovese, quindi Polverara, quindi dalla parte di Piove di Sacco, Pontelongo, erano preoccupatissimi perché si ricordavano cosa voleva dire quei livelli lì del Brenta e del Bacchiglione in particolare, che avevano provocato quell'allagamento importante. La parte di qua era tutto sommato, quindi verso la zona di Casalserugo e la zona del Patriarcati cosiddetta, quindi ad ovest del Bacchiglione Roncaiete, non aveva memoria delle possibili rotture di fiumi, per cui di colpo si è accorti che tanto è vero che la gente, quando vedeva crescere l'acqua anche nei giorni successivi, non aveva l'esatta sensazione che era una falla del fiume che andava a riempire il territorio all'interno, e pensava che fosse ancora la questione di qualche decennio prima, quando nel 92 o nel 95, per piogge intense e pompaggi che all'epoca non erano in grado di espellere tutta l'acqua, c'era stato allagamenti, ma allagamenti da ristagni interni, diciamo, ma non alluvione per la fuoriuscita di fiumi. E questa è stata tutta una forma completamente diversa, e da allora si è visto che nel Veneto non si è assolutamente sicuri, perché subito a Natale, ricordava prima, e si sono raggiunti livelli paragonabili, non ci sono state rotte, però passava queste ondate di piene, e poi quest'anno qua e altre situazioni in varie altre circostanze. Cioè ci si trova sempre al limite. Questo è un po' ci troviamo sempre in situazioni critiche. Ruvolato, non si è mai fatto abbastanza dal 66 al 2010 sicuramente, dal 2010 ad oggi secondo lei? Io ho visto l'alluvione del 66 che ha traumatizzato l'Italia, perché vedere le macchine scorrere per le strade di Firenze era un qualcosa, vedere Venezia strapassata il centro di Venezia strapassata dalle onde. Se vogliamo parlare dell'alluvione del 66 dovremmo avere delle immagini relative, vediamo se la regia riesce a proporle. Peraltro nel 66 stessa situazione nel 2010. Allora, nel 66 sì, è successo qualcosa di grave che ha colpito, per cui è stata istituita la commissione De Marchi, che era un alto dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici che allora sovrintendeva questi canali tramite il magistrato alle acque, e hanno fatto un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio. 2 o 3 anni di lavoro, però studio che è stato regolarmente lasciato nei cassetti. Quindi adesso
abitudine. Adesso stiamo vedendo, questo qui è un filmato, ecco, appunto, l'alluvione del 66 vista 30 anni dopo, e sì, sono delle ecco, riprese, vediamo gli autori. Dopo si è ripetuta nel 2010. Allora, ritornando alla rotta del 2010, che è quella che in questa sede ora stiamo rievocando, certo, a noi rimane un cruccio, cioè noi ci domandiamo ancora: il canale ha rotto di per sé, ha tracimato, ha esondato, era lesionato e quindi era in sofferenza e quindi è successo l'incidente, oppure è stato fatto rompere ad arte per salvare Padova, Vicenza, la zona industriale? Questa è una cosa per cui noi ci battiamo ancora e vogliamo andare a fondo. E vogliamo andare a fondo non per fare andare in galera nessuno, tanto non mettono più in galera nessuno perché basta patteggiare, eccetera. A noi interessa sapere le cause, come e perché è successo, perché la cosa non si ripeta. Ci sono state rotture anche in altre zone comunque, sì, non solo... sì, ma questa qui desta particolare, diciamo, sospetto. Difatti erano presenti i personaggi che nulla avevano a che fare con questa zona, lì, quella notte, gente che è andata nei comuni a implorare: per carità non fate rompere l'argine dalla mia parte perché è un allevamento di 3.000 mucche, e via dicendo. Ora, io non critico... Si prende la responsabilità di quello che dice, chiaramente. Sì, certo. Allora, io non critico se è stato, cioè non accuso chi l'ha rotto, perché se hanno rotto, da tecnico di basso livello, diciamo, riconosco che hanno fatto un'operazione razionale e intelligente, perché siccome l'acqua nel canale non ci stava, o usciva dove voleva lei, oppure l'hanno pilotata e quindi hanno scelto il punto dove recava minor danno. Quindi questo lo riconosco. Ecco, se c'è un qualcosa di cui ci si rammarica è che, dovendo fare questa operazione a quel punto, in quel momento, in quella situazione necessaria, non è stata avvisata la gente. Certo non si poteva andare con gli altoparlanti: ragazzi scappate perché tagliamo un'argine, però si poteva farli evacuare dicendo: la situazione è pericolosa, è meglio che vi allontaniate da casa, cosa che non è successo niente, perché mi sembra che il sindaco di Casalserugo è stata svegliata a letto alle 4 di notte dopo 2 ore che era rotto, insomma, quindi è il sindaco era responsabile della protezione civile che doveva avvisare, quindi lì c'è un qualcosa che non va, perché sono state fatte delle indagini, eccetera, dopo 15 giorni l'hanno chiuse, eccetera. Io personalmente ho parlato con carabinieri, con la Guardia Forestale, con magistrati, eccetera, la cosa è un po', non si vuole un po' affrontarla. Io volevo spostarmi anche un pochino più a sud, però lei è di Bovolenta. Sì. Giusto? Sì. Ecco, a Bovolenta come si sono vissuti questi... A Bovolenta si tremava, perché fanno la solita scenata, il solito teatrino, perché le 4-5 case in zona golenale, che sono la cosiddetta punta, che è ovvio che va sotto perché è in zona golenale, però il pericolo era altrove. Per esempio noi abbiamo i murazzi che sono messi male e nessuno si preoccupa di questi Spieghiamo murazzi. cosa sono i murazzi. I murazzi sono un sopralzo, ecco sì, sono nella fine del secolo scorso, c'erano gli argini, come dicevo, da prima non c'erano, poi erano piccoli come ha detto il professor Case, e dopo si è fatta una sistemazione generale a fine secolo dove non si potevano alzare e allargare gli argini. Hanno fatto dei murazzi e una sopraelevazione arginale, alti un 2-3 metri, eccetera. Cioè ce n'è 1 chilometro o 2 che proteggono una parte del paese. Ora, se rompono questi murazzi, e l'hanno detto gli altri, non l'ho detto io, e riportato sui giornali, succede un macello, perché il Presidente della Regione si stracciava le vesti per Refrontolo, ma se rompono i murazzi di Bovolenta succede una tragedia. Quindi lì non si è fatto niente, anzi si continua, mi consenta un secondo, si continua a pretendere e a chiedere, invocare soldi per rinforzare degli argini dove hanno buttato miliardi e miliardi, che ultimamente per salvare Bovolenta dalla piena, che invece sono sicuri e che non hanno dato segni di sofferenza, però si invocano a quei miliardi per fare operazioni di tipo urbanistico. Certo. Prego, Rinoncini, certo, chiaramente. Mi permetto solo perché, siccome le affermazioni sono, non credo insomma, che la trasmissione debba bloccarsi su questo, dobbiamo guardare assolutamente avanti. No. Però siccome le affermazioni sono parecchio gravi,
ritengo personalmente, ma insomma credo anche altri qui, di dissociarsi totalmente dalle affermazioni di Ruvolato, che conosco bene, che non nulla a che fare personalmente, insomma, però per quello che afferma è gravissimo, perché stiamo parlando di vite umane. Siccome parliamo di vite umane, personalmente ero sopra lì 10 minuti prima, io con i miei uomini della protezione civile più un tecnico di Acegas APS che era andato dentro la discarica perché era partito l'allarme, probabilmente perché era appena stato installato un allarme, perché c'è il nuovo impianto fotovoltaico di qualche giorno prima, e quindi insomma sapendo di essere stato lì 10 minuti prima, insomma francamente o come lo dico così per battuta, come è stato detto nelle trasmissioni o anche nelle riunioni pubbliche, sono stato io a mettere la dinamite insieme agli altri amici e colleghi, oppure un passettino indietro per certe affermazioni credo occorra farlo, proprio per rispetto a chi anche quando fa volontariato ed è nei nostri argini, come i nostri uomini di protezione civile, a difendere le nostre popolazioni, forse un pochino più di rispetto andrebbe fatto. Secondo, lo ha detto lei, non è stato Ponte San Nicolò, non è stato Grazie Rugo. In quelle ore ha rotto appunto, in più parti del territorio, vuol dire che ci siamo trovati a tavolino il giorno prima e abbiamo deciso insieme dove mettere la dinamite e in quali punti del Veneto mettere la dinamite per salvare Padova, Vicenza, Rovigo, eccetera. No? Altro tema, lì di fronte c'è una discarica, quindi se proprio i prefetti, il Presidente del Consiglio, i sindaci, i malati avessero dovuto scegliere un posto, credo che tutti i posti potessero andare bene, fuorché rompere davanti a una discarica per la gravità di quello che effettivamente sarebbe potuto accadere. Se invece di rompere sulla lampa rompe un po' dopo e avrebbe invaso la discarica e rotto magari anche le colline dei rifiuti che tuttora sono, investendo le comunità di Casalserugo e di Bovolenta di rifiuti, quindi cosa che abbiamo evitato per fortuna. E poi mi domando come mai quella notte poi non abbiamo rotto la notte di Natale e febbraio scorso, o ogni volta che la piena arriva a un certo livello e quindi si decide di rompere. Allora, prima di fare un po' così, insomma, di dire cose non corrette, io penso che invece il nostro lavoro è che, come è accaduto nel 66 e è accaduto nel 2010, i nostri sforzi non devono andare indietro. Per carità è giusto che qualcuno si tolga tutti i sassolini, ma credo che i nostri sforzi oggi devono essere totalmente orientati a domani e ai lavori che dobbiamo andare a fare, come sta facendo correttamente in maniera straordinaria. Ve ne assicuro che noi stiamo prevenendo, noi che non abbiamo avuto nessun danno, e stiamo guardando anche agli altri territori. Io apprezzo questo stile, insomma. Certo. Ingegner Salvatore, a Ponte San Nicolò sono stati fatti parecchi lavori adesso. Sì. Lei tra l'altro è arrivato in zona subito dopo, no? Io sono arrivato da poco in zona e il 2010 l'ho vissuto nel Bellunese, però nel Bellunese si è vissuto in maniera diversa, si è vissuta in maniera drammatica come qui a Padova, ma le voci di quanto stava succedendo qui in pianura sono arrivate anche su. Da quando sono arrivato mi sono reso conto di quanto fragile sia questo territorio, non tocca a me dirlo, ci sono testimonianze ben più pesanti delle mie, che fanno i conti con un territorio che ormai è tra virgolette consumato perché antropizzato un po' dappertutto, consumato perché, come ricordava il professore prima, l'acqua è difficile da governare, l'acqua la possiamo indirizzare, ma nel momento in cui si decide di fare alcune opere bisogna mantenere queste opere. Sono argini che risalgono ad epoche molto remote e, come tutte le cose, vanno curate, hanno bisogno di manutenzione e la manutenzione la si fa con le risorse di cui si ha disponibilità. Dopodiché la gestione idraulica di un territorio non può essere ridotta alla semplice azione di realizzazione di infrastrutture, eccetera. La difesa idraulica, ma vedo che la sensibilità di quanti sono presenti questa sera è già dimostrata, la difesa di un territorio viene fatta di comune, tutti insieme, certo. Ognuno per il suo ruolo, a cominciare per esempio dal Genio Civile, che ha questo compito per legge, ma di tutte le compagini che sono sul territorio. Voi siete il braccio operativo? Noi siamo il braccio operativo, sono gli uffici che sono preposti alla difesa idraulica e
con le risorse che hanno a disposizione realizzano queste opere per poter appunto difendere il territorio. Dal 2010 ad oggi, senza tornare al 66, perché il 66 è stato un episodio a carattere nazionale, eccetera, ma dal 2010 ad oggi la Regione, insieme con propri fondi, ma con fondi anche dello Stato, ha realizzato numerose opere, interventi di somma urgenza nell'immediato, ma interventi anche al ristoro dei danni e al ripristino dei danni sia alle opere pubbliche che ai privati, ahimè, con le colpe o comunque con delle lacune che chi lavora può anche sbagliare. E tante cose vanno ancora fatte, perché il capitolo prevenzione è sicuramente molto più importante, molto più impegnativo che non il ripristino dei danni. Certo, tra le opere che si stanno realizzando c'è il bacino di laminazione, sono i bacini di laminazione della Pedemontana che dovrebbero servire ad accogliere le acque appunto che arrivano dalle zone montane e pedemontane, come proprio in queste situazioni qui, quando la temperatura sale, la neve cade solo in alta quota e arrivano grosse masse d'acqua verso la pianura. Questi invasi sono creati ad hoc per accogliere l'acqua, diciamo, e aspettare che la piena transiti. Non più tardi di una settimana fa proprio il presidente del Veneto Luca Zaia era a Caldogno, dove si sta realizzando una vasca di laminazione che sarà pronta già il prossimo anno, già dopo agosto, adesso lo sentiremo, sarà già operativa. Allora io invito la regia a mandare il primo intervento di Luca Zaia. Ci scusiamo per l'audio perché è un audio ambientale, però i politici molto spesso dicono molto di più quando parlano a braccio con le persone che hanno attorno che non quando parlano davanti alla telecamera col microfono del giornalista. Quindi lo sentiremo magari non in maniera molto chiara, però è interessante ascoltarlo. Allora, se la regia ci vuole mandare le immagini, prego. Qui siamo in uno dei più bei cantieri che noi abbiamo. Vi ricordo che l'alluvione 2010 ha avuto 235 comuni alluvionati, 1040 pratiche, quindi famiglie e imprese alluvionate. È inutile che vi ricordi i Vigili del Fuoco con il gommone in centro a Vicenza, piuttosto che Caldogno alluvionata, fra l'altro Caldogno è tutto il morto, se non ricordo male. E tutto quello insomma che voi sapete. 925 opere tra grandi e piccole realizzate e dei grandi cantieri come questo. Questa è una delle casse di espansione già finanziate. Questa cassa è la cassa che servirà a Vicenza e ovviamente a Caldogno in caso di alluvione, cioè invasa circa 3.800.000 metri cubi. Si estende su 105 ettari che sono 150 campi da calcio e 40 milioni di appalto. Voglio dirvi che qui ci lavorano circa 60 persone al giorno con 50 mezzi. Questa è una cassa divisa in due, no? Sono due casse funzionali e poi indipendenti. La cassa di monte, che è questa qui, è la vostra, cioè insomma questa qua, guardando la strada, agosto finita, funzionante. Con laudo totale di tutte e due le casse, per noi l'opera è finita a fine 2015. Si parla di un collaudo a febbraio 2016, ma per noi è tutto finito. Però già quella di monte, se piovesse a fine agosto e primi di settembre, già questa possiamo iniziare a utilizzarla, che è quella più grande. La movimentazione dei terreni avviene all'interno della cassa. Cioè qui non è che non c'è via vai di camion che porta a terra, porta via, tutto si sposta qua. Il piano campagna è tutto coltivabile, per linea avranno il piano campagna coltivabile, quindi immaginate questi saranno 105 ettari di agricoltura. E abbiamo il problemino dei rifiuti che adesso stiamo risolvendo e gli scavi sono emerse alcune, come si può dire? Alcuni reperti. Ringrazio la sovrintendenza per la collaborazione, mi sento di dire che per il buon rapporto che abbiamo non ci sarà alcun arresto dei lavori, perché c'è un'intesa assolutamente rispettosa della storia ma anche rispettosa della vita delle persone. Per cui piena collaborazione, noi abbiamo questa, abbiamo Trissino che siamo pronti per partire nei lavori, Viale Diaz che è in testa alla città di Vicenza, la Colomberetta, Montebello, insomma noi stiamo facendo. Voglio ricordarvi che erano 80 anni che non si facevano più grandi opere, cioè voi qua oggi avete l'onore di essere su un cantiere che i vostri pronipoti ricorderanno. Un cantiere che i pronipoti ricorderanno. 80 anni che non si faceva nulla, professor Casen.
Sì, 80 anni che abbiamo pagato 80 anni di ritardo e abbiamo pagato che potevamo fare queste opere e delle altre ancora come sono necessarie, perché non sono sufficienti le laminazioni, perché poi si creano delle aree che vengono regolarmente allagate, non di queste entità, di piccole entità, però naturalmente l'agricoltura soffre, come soffre l'agricoltura la privazione del territorio di questi bacini di laminazione, e ci sarebbero anche delle altre soluzioni, quello di trovare un'altra strada, i veneziani l'hanno fatto a suo tempo, un altro canale che porta verso il mare. Siccome l'abbiamo incominciato a fare, che è appunto possiamo anche terminarlo, e allora può contribuire a fare due cose: uno, la conservazione dell'acqua, perché poi durante avremo anche riferimento all'idrovia all'idrovia, sì, no? Ovviamente, parlo dell'idrovia. Ci saranno anche delle estati torride come sono delle estati, perché il tempo non è mai prevedibile, ed è probabile che ci saranno delle alternanze di estati molto piovose e estati torride, e quindi questi bacini servono poi come risorse. E poi bisogna anche considerare che, così come facevano una volta questi corsi d'acqua, bisogna riviverli, non possiamo abbandonarli a se stessi. Io vedo Padova, tutti i fiumi che girano attorno a Padova, una volta li vivevamo. Cioè si viveva con l'acqua, si andava, si giocava. Oggi è un intralcio alla viabilità il fiume, e invece bisogna riconsiderare il fiume come parte integrante del territorio della vita, e attorno a questo fiume bisogna creare anche delle attività che siano legate al fiume, e ci possono essere, e basta un po' di fantasia. Solo che nel nostro immaginario abbiamo in testa l'auto, abbiamo in testa l'autostrada, abbiamo in testa sempre tutta una serie di stimoli che la tecnologia moderna ci mette a disposizione e che ci obbliga ad usare, e invece dobbiamo fermarsi, contemplare un attimo il panorama e vedere anche le vie d'acqua come una risorsa da utilizzare e da godere. Bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ma ritorniamo subito qua in studio per parlare ancora dell'alluvione e di che cosa si sta facendo, perché appunto questo non debba ripetersi. A tra poco, TV7 Match.